Buongiorno, sono Maristella Zantedeschi, direttrice del Master in Governance, Innovazione e Management del Welfare dell'Università Ca' Foscari. Buongiorno dottoressa. Allora, il welfare è un tema di cui si parla già molto, dunque le chiedo perché investire tempo e risorse nel vostro master? Credo che il termine investire sia proprio l'espressione più adatta. Ci sono dei profondi cambiamenti che stanno toccando questo settore sia sul piano istituzionale, ad esempio con il rafforzamento degli ambiti territoriali sociali, sia sul piano culturale, perché il welfare non è più considerato una mera spesa pubblica per le fasce di popolazione maggiormente in difficoltà, ma un investimento complessivo sul benessere della popolazione, intesa come persone, come famiglie, come intere comunità. Questo cambio di prospettiva sta portando a nuove politiche, allo sviluppo di nuove forme di relazione tra la pubblica amministrazione, il terzo settore, le imprese e anche a crescere di interventi innovativi, proprio a cambiare le forme di sostegno ai cittadini in cui il ruolo stesso della cittadinanza, della persona che è fruitrice del servizio cambia e muta radicalmente. Allora, questo master nasce proprio per rispondere alla necessità di formare le competenze che nella pubblica amministrazione, nel terzo settore e nel sistema imprenditoriale servono per sostenere questi processi di cambiamento e per accompagnare all'innovazione il settore intero. Quali sono le tematiche che verranno affrontate durante il corso? Nel master si affronteranno temi molto diversi, è un master e quindi chiaramente ha la possibilità di approfondire diversi contenuti. Partiremo con l'esplorare la trasformazione delle politiche di welfare, sia in chiave storica ma soprattutto in chiave prospettica, cioè cercheremo di comprendere anche che cosa vuol dire avvicinare e concepire il welfare in modo integrato tra politiche sociali, politiche del lavoro, politiche per l'abitare, per la salute, quindi con una visione europea di welfare. Lavoreremo poi sulla ricostruzione delle risorse che sostengono il welfare in una logica multifondo e quindi approcciandoci, avvicinandoci anche alle frontiere della coprogrammazione, dove il sostegno alle politiche di welfare non è più esclusivamente appannaggio della spesa pubblica, ma vede sullo stesso, processo di co-costruzione sia la pubblica amministrazione con un ruolo chiaramente rilevante di governo complessivo del sistema, sia appunto il mondo imprenditoriale e del terzo settore. Cercheremo di approfondire anche i modelli istituzionali in trasformazione. Citavo prima il rafforzamento e lo sviluppo degli ambiti territoriali sociali, che sono chiaramente un perno rilevante di queste politiche all'interno del territorio, ma non solo, pensiamo anche alla riorganizzazione delle politiche a sostegno del lavoro, alla modalità con cui si sta gestendo la salute e tutti i processi di riforma della salute nel territorio e le politiche per l'abitare in particolare, per cui cercheremo di approfondire anche come si costruiscono sistemi di relazione tra queste politiche per avere una visione integrata del benessere e del sostegno al benessere della popolazione. Affronteremo poi le diverse forme societarie nella gestione dei servizi di welfare. Chiaramente la riforma del terzo settore avrà un ruolo rilevante all'interno di questo insegnamento, ma affronteremo anche le modalità di costruzione e sviluppo delle cosiddette forme ibride di impresa, penso in particolare alle società benefit che stanno emergendo. Un altro insegnamento sarà dedicato ai modelli contrattuali e fiscali, perché il tema della fiscalità in un welfare che è maggiormente composito e vede pilastri anche diversi che si integrano, da quello della finanza pubblica a quello del welfare aziendale contrattuale, alle forme sussidiarie, hanno anche sistemi di fiscalità differenti che chi governa e ha un ruolo di management in queste politiche deve saper presidiare. E poi avremo due insegnamenti che concludono il contenuti formativi che affronteremo all'interno del percorso, uno dedicato al tema dell'innovazione, proprio in virtù dei cambiamenti che accennavo all'inizio di questa presentazione, e che toccherà sia le politiche tradizionali, cioè le modalità con cui si stanno trasformando i sostegni tradizionali, penso anche alle leggi di riforma sulla non autosufficienza, sulla disabilità, ma andranno a toccare anche in particolare i processi di innovazione legati ai driver per esempio della digitalizzazione all'interno di questo settore. L'ultimo insegnamento che chiuderà il percorso toccherà invece i temi della progettazione, del monitoraggio e delle valutazioni
definizione delle politiche e degli interventi di welfare, perché la logica è chiaramente quella di sostenere un welfare che in qualche modo cresce, si sviluppa e accompagna questa trasformazione anche con una metodologia appropriata. Come saranno strutturate le lezioni? Cioè, cosa devono aspettarsi i partecipanti in termini di approccio didattico e modalità di erogazione? Il master prevede 336 ore di didattica distribuite in moduli formativi che occupano prevalentemente il fine settimana, quindi abbiamo previsto una modalità blended, abbiamo parte di formazione online, in particolare il giovedì pomeriggio, e parte in presenza il venerdì, di giornata intera e il sabato mattina. Orientativamente saranno occupati un paio di weekend al mese, nel periodo che va da febbraio del 2025 fino a fine anno. Il master, diciamo, avrà una durata da febbraio del 2025, la prima annualità, fino all'inizio del 2026. Le modalità sono prevalentemente modalità laboratoriali, nel senso che prevediamo di lavorare sull'acquisizione delle competenze delle persone che partecipano al master in termini di apprendimento teorico, ma anche di esperienza concreta nella sperimentazione e nella gestione di alcuni di contenuti che andiamo ad affrontare nelle lezioni, per cui anche il collegio docenti è un collegio multidisciplinare, è costituito sia dalla componente di docenti universitari sia da esperti del settore che lavorano all'interno dei contesti della pubblica amministrazione del terzo settore, che quindi consentiranno di approfondire casi studio ed esperienze pratiche. A chi si rivolge principalmente questo master? A neolaureati oppure ad esempio a esperti del settore? Il master è stato coprogettato con esponenti del terzo settore e della pubblica amministrazione ed è nato in particolare per chi già opera all'interno di questo settore e vuole assumere una posizione che accompagni questi processi di cambiamento e che quindi in qualche modo possa anche mettere a frutto le competenze che sviluppa all'interno del master, proprio per accompagnare la propria organizzazione o assumere un ruolo di governo all'interno della pubblica amministrazione e delle forme gestionali che si stanno sviluppando. Quindi è aperto chiaramente a chiunque intenda mandare l'iscrizione, ma diciamo pensato e progettato in particolare per chi già opera all'interno del settore.